Finisce in parità la sfida salvezza tra Castrome Favara e Messina dopo una battaglia in campo durata quasi 100 lunghi minuti. Con mister Pietro Infantino in tribuna per squalifica, la panchina dei favaresi è stata affidata al suo vice, Dario Di Dio. Sotto di una rete dopo un quarto d'ora con un Eurogol del giallorosso Touré, con l'unico tiro in porta del primo tempo, il Favara ha provato in tutti i modi a trovare la via del gol, ma il muro difensivo messo in campo da mister Feola ha tenuto bene. Una partita maschia, piena di contrasti, una gara vibrante con il Favara vicino al gol in diverse occasioni, ma mai con la stoccata vincente. Partita giocata davanti ad un pubblico numeroso, con oltre 200 tifosi arrivati da Messina e con la curva nord che ha risposto bene all'iniziativa ingresso gratis. Nella ripresa partita a senso unico, con tante occasioni per i padroni di casa e tante proteste per i falli subiti da Varela e compagni e non fischiati dall'arbitro. Il gol del pareggio arriva in pieno recupero grazie a un rigore fischiato su un fallo a Varela. Lo stesso si incarica del tiro dagli 11 metri, freddo e preciso, spiazza il giovane portiere peloritano e realizza. La partita aumenta di intensità, il pubblico favarese crede nel ribaltone finale, mentre i tifosi messinesi già accarezzavano una vittoria. Finisce 1-1 con tanto rammarico per il Favara, che in campo è apparso determinato e affamato rispetto all'orribile prestazione di Ragusa. Un punto che muove la classifica dopo le ultime sconfitte e che tiene viva la fiammella della salvezza. Ma ecco i commenti dei protagonisti in sala stampa. La prestazione dei ragazzi è stata maiuscola sotto tutti i punti di vista, per impegno, per voglia, per determinazione. Purtroppo quest'anno alla prima occasione, al primo episodio negativo, un tiro bello, è riuscito un bel tiro, però si è inzaccato proprio. Però la reazione c'è stata, anche il primo tempo eravamo presenti, vigili, siamo contenti. Il primo tempo è stato veramente bello a vedere, come dicevi, un tiro vero, un eurotiro, un gol, ma non poteva essere così. No, che cosa non ha funzionato al primo tempo? No, non ha funzionato, il nostro portiere è stato inoperoso, voglio dire, è stato quel tiro solo che ha spezzato l'equilibrio della partita. Per il resto credo che la partita noi l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto fino alla fine, devo dire che i ragazzi sono stati così presenti che hanno voluto almeno il colpo del pareggio fino alla fine. Al secondo tempo era naturale cambiare un po' le carte? Ma qualcosa deve rischiare, qualcosa deve mettere qualcosa in più, i ragazzi che sono entrati con la giusta mentalità, ci hanno dato una mano da questo punto di vista e quindi diciamo bravi, questa deve essere la nostra strada da questo momento in poi, con questa mentalità, con questa voglia, con questa determinazione, e speriamo che la sorte sia dalla nostra parte. Praticamente Nacio Varela non ha giocato, sono stati più le spinte, gli atterraggi, i falli subiti che il gioco che doveva sicuramente produrre. Ma non ha giocato relativamente perché è sempre un uomo pericoloso e quindi viene sorvegliato con una marcatura speciale, perché se gli dai un attimo di spazio lui può fare male. Alla fine della gara le cose si sono un po' inasprite, si sono accese, forse magari anche senza tanta necessità. Certo, un qualcosa la terna arbitrale ce l'ha, però meglio non parlare degli arbitri. Ma io credo sia stata tutta una questione proprio di terna arbitrale, nel senso che tra di noi in campo non c'era niente di particolare, è stato lui che un pochettino ha perso la giusta direzione della gara. Sostituzione, la fanno, non la fanno, recupero, però fa parte del gioco. Purtroppo quest'anno sotto questo punto di vista non ci va bene una, però siamo contenti. Un punto che forse non smuove la classifica, però un +1 fa sempre bene. No, il punto fa sicuramente muove la classifica, però non interessava l'atteggiamento della squadra a cospetto di una squadra che non ha 23 punti ma ne ha 36, 37, una squadra costruita
per salvarsi prima, e quindi noi siamo contenti dell'atteggiamento che abbiamo avuto. Speriamo di continuare, che ripeto, la sorte sia dalla nostra parte. Abbiamo fatto una grandissima partita, purtroppo ci hanno fatto questo gol che hanno un bel gol, però abbiamo fatto una grandissima partita. Vi siete mossi fin dai primi minuti, un ottimo primo tempo, loro soltanto un tiro e un gol, cosa che a noi non capita, diversi tiri e niente gol. Sì, il calcio sappiamo, quando ci devi salvare magari in questo momento che non abbiamo tanta fortuna, se si può dire, prendi un gol così, dopo vabbè, l'importante è reagire di questa maniera e dobbiamo continuare così con questo atteggiamento. Secondo tempo più aggressivi e forse un po' il gioco si è inasprito. Sì, noi abbiamo nell'intervallo, nello spogliatoio abbiamo detto che dobbiamo continuare con questa grinta. Il momento è così, purtroppo la ruota gira in questo momento così, però siamo contenti dell'atteggiamento e questo gol, e soprattutto lo dedico alla scuola calcio, ai bambini che sono venuti, quindi dobbiamo continuare a incoraggiare perché non c'è niente perduto, quindi la salvezza la dobbiamo continuare a costruire in casa. Finalmente un punto è arrivato, anche se crediamo che questo Favara che abbiamo visto oggi contro il blasonato Messina forse meritava un po' di più. Ma assolutamente sì, abbiamo giocato una bellissima gara, l'abbiamo a mio avviso schiacciati e alla fine il risultato ci ha ripagato, tra virgolette abbiamo acciuffato un punto che ci fa ben sperare per le prossime 8 finali. Oltre che un po' di fortuna manca proprio l'ultimo secondo, ovvero il tiro vincente in porta, perché? Sai, quando c'è tutta questa pressione di arrivare al risultato, perché comunque durante la settimana noi diamo sempre il massimo per cercare di fare punti, perché sappiamo che lo meritiamo, che lo possiamo fare, che possiamo raggiungere questa salvezza, quindi sai, magari poi si esita troppo oppure per la stanchezza. Speriamo di trovarlo questo ultimo passaggio nelle prossime partite perché è fondamentale.